Siamo qui nel bellissimo Vaio dei Masi, questo vigneto che ha dato il nome alla nostra azienda ed è un vigneto molto importante per la mia famiglia. Pensate che lo coltiviamo da 8 generazioni. Ecco, infatti è stato nel 1772 che abbiamo iniziato a occuparci di questo vigneto e per produrre ovviamente l'amarone. Poi nel 97 mio zio Sergio, enologo di famiglia, ha avuto questa intuizione di mettere da parte un po' di annate di amarone per poi donargli un particolare sistema di invecchiamento che ne mantenga ovviamente la naturale evoluzione ma anche una sorta di gioventù, quindi con una combinazione studiata di legno e acciaio per poi imbottigliarlo appunto poco prima di essere messo in commercio. Questo ci ha permesso di realizzare l'annata 97 in bottiglie Magnum che abbiamo utilizzato nella celebrazione dei 250 anni di Masi con un vino appunto di 25 anni. La storia si ripete appunto con l'annata 99 e grazie sempre a queste riserve che abbiamo in cantina possiamo ora portare sul mercato 1600 bottiglie di Vaio dei Masi 99 e 200 Magnum, appunto un vino che con una sua evoluzione meravigliosa come solo l'Amarone può avere, ma anche con dei guizzi di gioventù.